corteo. Un applauso. C'era un tempo in cui al paese le chiavi rimanevano appese nella toppa del lato esterno delle abitazioni e nei giorni di festa si ballava nelle case e arrivavano gli amici e i parenti e gli amici degli amici e a volte anche persone sconosciute provenienti dai paesi limitrofi. Ad attenderli c'era sempre una tavola imbandita, una tovaglia ricamata e vino buono e sedie per riposare. I magazzini si trasformavano magicamente in stupende sale da ballo, c'erano sempre occhi che si parlavano e cuori che si cercavano. Poi arrivò l'era moderna e portò con sé ricchezza, emancipazione e nuove paure e solitudini. Così la scelta di Giovanni Ragno di realizzare oggi un disco di sonatine dedicate al tempo di Festiballo rappresenta un appello alla riconciliazione, un'esortazione alla fiducia, un invito alla speranza. E l'omaggio alle danze scaramantiche degli Scacciuni, al pari di esse, assume il sapore di un gesto liberatorio che scioglie le menti da paure e condizionamenti. Giovanni e i suoi amici musicanti lo rendono nel modo più semplice ed efficace, suonando. Si rinnova così l'antico rito dell'accoglienza. E così le tarantelle, i valzer, le polche diventano ponti per superare le barriere, scialuppe per attraversare i mari
e unire i popoli. Pietro Mendolia. Buonasera e benvenuti. Un saluto alla mia compagna di viaggio, Valentina Gangemi. Saluto a te, Nadia. Hai visto che pubblico questa sera? Sì. Con Valentina questa sera proveremo a tessere la trama di un racconto diverso dal solito. Un racconto in cui musica, storia, tradizioni, ricerca si intrecciano grazie alle abilità, alla pazienza, all'accuratezza del suo autore, Giovanni Ragno. Eh sì, perché un mazzolin di viole alla fine non è soltanto un album che contiene appunto 13 brani musicali inediti, un album che tra l'altro questa sera potrete anche acquistare nel gazebo che si trova qui davanti. Un mazzolin di viole è un importante lavoro, un lavoro di ricerca sulle tradizioni legate alla maschera cattafese. La maschera cattafese che alla fine è l'identità di questo luogo veramente meraviglioso, e noi oggi attraverso tutti i componenti della maschera, ma soprattutto attraverso i musicanti, che sono appunto coloro ai quali Giovanni ha dedicato questo disco, cercheremo di raccontarvi meglio appunto un mazzolin di viole insieme al suo straordinario autore Giovanni Ragno, che invito sul palco. Un applauso. Ti vogliono bene. Standing ovation. Ma avrete capito che quella di questa sera non è una semplice festa, ma è una festa tra amici. E allora, a proposito di amici, qua ce ne sono tanti, ma noi ne chiamiamo due. Chiamiamo sul palco, per i saluti istituzionali, il sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, e il presidente della Proloco San Filippo del Mela, Matt Dragà. Un applauso. Eccoli, stanno arrivando i nostri ospiti, che adesso faremo posizionare nei nostri sgabelli. Esatto. Arrivano il sindaco e arriva Matt Dragà. Intanto ancora un applauso all'autore di Un mazzolin di viole. Eccoli, buonasera, benvenuti. Buonasera. Da questa parte, nel nostro piccolo salotto che abbiamo allestito per l'occasione. Prego, accomodatevi. Da questa parte. Abbiamo voluto fare tutto in regola, con tanto di salotto, anche per un breve saluto. E allora, intanto benvenuti. Caro sindaco, il comune di San Filippo del Mela è partner di questo progetto, e dico che è partner non soltanto perché ci ha sempre creduto e ha contribuito proprio fattivamente, ma proprio perché c'è un piccolo logo, che è il logo del comune, apposto nel CD. È quasi un dono che Giovanni fa alla cittadinanza, che lo accoglie proprio a nome del sindaco. Qual è il valore della maschera per San Filippo del Mela? Io difficilmente mi emoziono davanti alle platee. Stasera però sono emozionato. Forse non sono abituato alle luci, sono un po' emozionato. E la maschera a San Filippo del Mela è una cosa importantissima. Io quando ne parlo in giro ne parlo con fierezza, perché è qualcosa di importante per la città di San Filippo del Mela. Io ricordo una cosa, proprio per capire che poi alla fine la cultura bisogna promuoverla, che durante la campagna elettorale parlavamo proprio delle tradizioni. Io credo nelle tradizioni, lo sai, perché sono uno di quelli che ritiene che non è vero che San Filippo fosse solo industria. L'industria è da 50 anni, ma prima dell'industria c'era comunque la gente viveva un mondo suo. Quindi noi abbiamo tentato di riprendere tutte le tradizioni, la gelsominaia e tantissime altre cose. Durante la campagna elettorale uno che era in lista con me mi ha detto: sai, quelli della maschera non vogliono venire a San Filippo del Mela. Ed io ho domandato: ma scusami, ma perché Cattafe a Venetico, a Villafranca, a Rometta, non è a San Filippo del Mela? Allora il problema è quello che è patrimonio del territorio, perché questo è importante.
è il patrimonio di tutti. Questo è patrimonio del territorio ed è una cosa bellissima. Io sono rimasto incantato e sono rimasto, tant'è che abbiamo sponsorizzato il murales che poi ha fatto Andrea Sposari, che forse è qui, vestito da fioraia. E quindi avrà un suo ruolo nel corso della serata. E noi abbiamo sempre creduto in questo, perché veramente io sono commosso quando una volta in un programma di Geo ho visto la maschera di Ghaddafi, i musicanti, il murales che qualche polemica aveva creato e che invece l'abbiamo visto sulla RAI. Creiamo come ponti. vedete, San Filippo non è facile arrivare sulla RAI, grazie a questa tradizione invece è arrivata sulla RAI, quindi è importantissimo. Se dovessi cercare un aggettivo per questa serata, visto il bel pubblico che c'è, quale aggettivo utilizzeresti? Al netto del caldo, chiaramente del caldo, è una serata strepitosa, meravigliosa ed è bellissima perché riuscire a portare, noi non abbiamo nessun merito come comune, se non quello di avere dato veramente il piccolo logo. Ci abbiamo creduto all'inizio quando è venuto Giovanni a dirci voglio fare questa cosa, ho detto guarda è una cosa bellissima, soprattutto possiamo fare il carnevale d'estate, no? Cosa che non facevamo, E lo stiamo facendo, che non abbiamo questa fatto sera. d'inverno. Il comune non ha nessun merito, è una serata bellissima, una serata meravigliosa, una serata che, scusatemi, possiamo anche proporre che so, anche a Taormina, durante Taormina Arte, possiamo proporre, Ci quindi penseremo. il comune Ci penseremo. può fare questo, può Assolutamente. proporre, posso parlare col sindaco Mario Bolognaro, possiamo proporla per la prossima edizione di Taormina Arte. Ed è una serata spettacolare. Noi non abbiamo nessun merito, il merito è tutto di Giovanni e soprattutto Di loro. dei E allora un protagonisti, applauso. di coloro che sono qua. Grazie. Caro Matt, parlare di arte, di cultura, di tradizione con te è come sfondare una porta aperta veramente, perché tu insomma vivi nell'arte e ci credi, però stasera sei qui anche in veste di ufficiale come presidente della Prologo che ancora una volta ha creduto nella maschera, che non è soltanto insomma questi lustrini, bei vestiti, la musica, c'è tanto altro dietro e tu lo sai bene. Sì, buona serata a tutti e ringrazio intanto Giovanni per questo invito e tra l'altro devo ringraziare anche perché ha condiviso parte di questo progetto, anche se non ci potevamo vedere, però con messaggi c'era sempre questa curiosità di voler capire cosa si fa nella frazione di Ghaddafi, ma in genere cosa si fa a San Filippo del Mela è diventato uno dei pensieri che avevo prima da cittadino e ora da volontario, quindi da voler credere alla forza delle Prologo che in altri comuni, in altri territori sono riusciti veramente a portare bellezza e a trasformare anche l'immagine di un luogo che sappiamo bene che ha delle criticità. La Prologo è nata in un periodo pandemico, quindi tra mille difficoltà, però nonostante tutto abbiamo creduto a dei progetti anche grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato il sostegno, sempre l'appoggio, e stiamo facendo tante cose. Per quanto riguarda la musica esiste una festa della musica a livello nazionale che riguarda tutte le Prologo italiane e quindi perché non inserire anche San Filippo del Mela in questo contesto? Ci sono delle realtà musicali proprio in questa frazione che meritano la promozione, sono un vanto secondo me per il comune di San Filippo del Mela, i gruppi musicali Malanova e tantissime altre realtà che hanno solo bisogno di emergere e di riacquistare quella fiducia. Oggi il risultato di questo luogo affollato è merito, come ha detto anche il sindaco, del lavoro ben fatto dell'associazione A Maschera, e quindi ripeto che le associazioni sono vita per un comune, soprattutto per San Filippo del Mela, perché reputo che le amministrazioni comunali non devono essere lasciate da sole. Le amministrazioni comunali
se si mettono a fianco delle associazioni si può fare un ottimo lavoro, perché è facendo rete reale che secondo me si ottengono dei buoni progetti, dei buoni esempi. Mette anche tu un aggettivo per definire questa serata? Beh, io vorrei dire forse che la tradizione è una comunità che resiste nel tempo, e quindi mi sento di dire questo, che la tradizione, anche se magari mi interesso di progetti di arte contemporanea, però ripeto che quasi tutto quello che viviamo adesso deriva comunque dal nostro passato, cioè non esiste contemporaneità se non guardiamo al passato e se non valorizziamo questa tradizione, che è una tradizione della Valle del Mela, non solo di Cattafini. Quindi Valentina, serata strepitosa e tradizionale. Assolutamente, soprattutto una serata ricca di amici di Giovanni, perché ci sono tanti amici che questa sera vedrete sul palco che ci racconteranno, ci parleranno del Giovanni musicista, del Giovanni componente, dei musicanti della maschera, ma ci sono anche degli amici che non sono qui stasera con noi, ma che comunque hanno dato un contributo importante a questo meraviglioso album. In particolare adesso vorrei portarvi i saluti di Giovanni Kezic, un antropologo e un grande conoscitore da maschera, che appunto ha dato un contributo importante a questo album, ed io vi leggerò proprio un estratto che potete trovare anche nel libricino che è corredato all'album. Elementare funzione del carnevale, dicono gli antropologi, è quella di portare il ballo sulle piazze e sulle strade, percuotendo il terreno con i piedi, risvegliare le energie sepolte nel suolo, mentre agitando le braccia armate di frustino si allontanano dal paese gli spiriti nefasti che vi si sono affollati nell'inverno. Così fanno gli scaccioni di Cattafi nell'entroterra milazzese con il loro chassis stellato che percorre il paese per intero fino in campagna, come a voler descrivere un cerchio magico di protezione. A Cattafi protagonista assoluto è il friscaletto, il tradizionale zufolo di canna di cui Giovanni Ragno con il suo gruppo è un virtuoso assoluto. Sostenuto da alcuni strumenti di supporto, chitarra, fisarmonica e tamburello, e da un'amplificazione di prim'ordine montata su un autocarro, pervade la colonna sonora incessante e inesauribile di questo rito annuale, consentendo a tutto il corteo che si snoda per 100 e oltre metri di ballare all'unisono per ore. Giovanni Kezic. Adesso io invito il sindaco Emmetta ad accomodarsi tra il pubblico. Sì, una sola cosa prima di andare via: io vorrei un omaggio a queste due belle presentatrici, ma soprattutto brave. Io le ho conosciute sotto altri profili, quindi un applauso per le presentatrici. Io mi ero proposto per fare il balletto, mi hanno bocciato. E poi puoi rimanere. Buonasera. Anche a voi. Come avrete capito è un po' un alternarsi di amici di Giovanni sul palco. Adesso invito a salire sul palco Federica Valenti, che è segretaria dell'associazione A Maschera. Con Federica proveremo a fare un passo indietro nel tempo per cercare di capire, a beneficio anche di coloro che non sono di Cattafi e che quindi magari non conoscono tutte le tradizioni, o comunque di San Filippo del Mela, cos'è A Maschera, come nasce, perché è così importante per questa cittadina. E allora a questo punto, Valentina, io lascio la parola a te e ai tuoi ospiti. Federica, puoi avvicinarti. E io adesso provo a scendere dal pubblico. Esatto. Prima di raccontarvi però lasciamo spazio appunto a questi strepitosi componenti della maschera per una tarantella per il ballo degli scaccioni. A voi. Prova. Allora, musicisti, musicanti sul palco, per favore, grazie. Adesso vi racconteremo insieme a Federica, che come vi ho detto è la segretaria, come ha detto Nadia, anzi è la segretaria di questa associazione, vi racconteremo questa storia, una storia che parte da lontano, ecco, la storia che dovremmo avere tempi tecnici, ecco, prima del ballo, affinché i musicisti si sistemino sul palco. Una storia che affonda le sue radici. Pietro Gitto sul palco, scusate, vi ho interrotto. Non ti preoccupare, Giovanni.
Nel 1544, quindi quando i turchi sono sbarcati nei pressi di Archi, ecco, questa frazione del comune di San Filippo del Mela, e volevano tentare di conquistare tutto il territorio, quindi salire per Santa Lucia del Mela. A questo punto si sono fermati a Cattafi e noi vi racconteremo cosa è successo mentre si sono fermati a Cattafi. Però prima, appunto, attendiamo questo ballo degli scaccioni, tempo che i musicisti si posizionino sul palco per permettere appunto agli scaccioni di eseguire la loro danza. Ci siamo, Giovanni? Sì. Ok, siccome i musicanti sono tantissimi, sono stati gentilissimi a venire, purtroppo è impossibile mettere i microfoni a tutti, però mi piacerebbe vederli suonare anche se sono lontani dal microfono. Potete anche salire sul palco tutti i musicanti sul palco. Ah sì, assolutamente. Sì. Ne servono due intanto. Mettiti lì vicino a Pasquale. No. Allora, un attimo per favore, sì. Scusate. Purtroppo Valentina e Nadia ci sono questi dei tempi morti dei che tempi dovremo, morti. esatto. Ok. Il ballo degli scaccioni, allora. Assolutamente, largo agli scaccioni. Prego, potete venire anche avanti, qua c'è spazio. Prego. Prova a provare. Ci siamo? È un piacere. Complimenti davvero. Aspetta, Valentina. Sì? Ok.
Sono sembrati secoli questi 2 anni. Il primo mazzolino lo dedico sicuramente al maestro Giovanni. Chiaraia, fai ancora il tuo dovere! La nostra assenza ha reso la stagione invernale una stagione assai amara. Un altro mazzolino alla professoressa cara. Direi di fare un applauso a questi scaccioni perché veramente ci hanno regalato dei momenti bellissimi. Soprattutto una cosa che ho notato, ecco, mentre adesso con Federica noi vi racconteremo appunto questa storia, anzi se è disponibile un microfono gelato per Federica. Perfetto. Ecco, prima di continuare, ecco, con le altre danze che si susseguiranno successivamente nel corso della serata, con Federica cercheremo di raccontarvi questa storia. Federica, ho visto negli occhi della fioraia, ecco, che ballava con il capo Scacciuni, davvero un'intesa bellissima, una voglia di ricominciare. È stato davvero un momento molto molto emozionante. Da dove nasce questa splendida tradizione e quali sono le origini della maschera cattafese? Andiamo. Dovrebbe essere acceso adesso. Buonasera a tutti. Come diceva anche prima il sindaco, questa sera sono emozionata anch'io di essere su questo palco ad appoggiare Giovanni in questa sua avventura, chiamiamola così. Lo abbiamo supportato, oggi scherzando gli ho detto anche sopportato, però siamo molto felici e onorati. Allora mi chiedevi, come dicevamo, ecco, questa storia nasce appunto con l'invasione dei turchi, sì. Raccontavo prima. Vuoi precisare anche a capire non addetti ai lavori, perché immagino ci sarà qualcuno che viene anche da fuori, Cattafi, oltretutto c'è Niceto TV che ringraziamo che sta riprendendo tutta la serata, quindi la vedranno anche dopo nel web. Vogliamo raccontare, ecco, da dove nasce? Allora, si narra che intorno al 1500 più o meno un'orda di saraceni capitanati dal pirata Barbarossa, nel tentativo di arrivare nella fiorente cittadina di Santa Lucia del Mela, durante il passaggio depredava tutti i territori e i paesi che incontrava. Esatto. Arrivato a Cattafi invece si è scontrato con un manipolo di contadini che, armati di attrezzi da lavoro, vanghe, tridenti e appoggiati soprattutto dal barone Balsamo di Camastrà, che vedrete poi, riuscirono a sconfiggere questi turchi e a far riprendere loro la strada del mare. Da allora questi contadini hanno osato conservare questi costumi dei vinti come cimeli di guerra e riutilizzarli in occasione del carnevale, perché si sa, il carnevale è il periodo in cui per tradizione, ecco, si danza di casa in casa, come appunto leggevamo nell'introduzione, c'era questa usanza di danzare di casa in casa, anche nelle vie del paese, e quindi gli scacciuni hanno iniziato la loro danza per le vie di Cattafi. Prendono il nome appunto scacciuni in senso di aver scacciato il nemico. Vogliamo velocemente, ecco, passare anche in rassegna queste figure, perché voi avete visto questa sera un corteo bellissimo, un corteo che era aperto da quali figure? Come dicevamo prima, dal corteo storico, il barone Balsamo. Esatto. Non so se potete magari fare un passo avanti, ecco, così anche il resto del pubblico può ammirare, ecco, e può capire di cosa si tratta soprattutto. Accogliamo con un applauso il barone Balsamo e la baronessa. Sì. In questi ultimi anni abbiamo voluto reintrodurre come parte attiva della nostra sfilata, della manifestazione, proprio il corteo, proprio per rievocare questo fatto, perché tanti vedevano questi scaccioni ballare la maschera, però effettivamente non conoscono la storia, e quindi loro sono il simbolo della storia. Ora magari stasera sono in pochi, mancano i contadini, ci sono, qualche contadino c'è, però
Ok, siamo in fate un tanti. passo avanti, ecco i contadini. Abbiamo anche il turco. Il turco che rappresenta appunto il vinto in questo corteo storico. Sì, potete andare avanti, vi potete posizionare proprio in fila ai piedi del palco, ecco, così dopo accoglieremo il ballo successivo. E successivamente ci sono i buffoni, ecco. I buffoni sono qua, mi hanno rimproverato perché non li ho chiamati per prima. Perché dice volevano entrare per prima a fare un po' di confusione e quindi E li chiamiamo adesso! Che vengano avanti i buffoni che solitamente aprono questo Aprono il corteo, corteo, annunciano con gioia l'arrivo della maschera. Perché la maschera a Cattati è davvero una festa, è più di un carnevale, è un modo di vivere. Io da 12 anni ormai vengo a vedere il vostro carnevale, ma è davvero un modo di vivere, più che una festa, Sì, più che il un nostro carnevale è carnevale. comunità. Assolutamente, è comunità. E di tutti, non è cioè hanno sempre negli anni partecipato un po' tutti, organizzato un po' tutti, quindi il carnevale Avete fatto è anche il dei nostro. gemellaggi con altri paesi, Sì. assolutamente. Dopodiché vengono gli scaccioni, se non sbaglio. Gli scaccioni però, ecco, questa sera volevamo, anzi, invito Nadia che è già tra il pubblico. Non so se si devono accendere il microfono. Sentite? Regia? Microfono di Nadia? Regia il Ok, microfono, eccoci. adesso c'è Nadia. E poi un'altra cosa, ho bisogno di un gelato perché credo che questo non funziona. Valentina, io non ce l'ho fatta, il palco è bellissimo, però stare qui in mezzo a loro è ancora più bello. Sì, hai proprio ragione Nadia. Insieme a Nadia volevamo raccontarvi da vicino questi costumi, insomma proprio la maschera protagonista dello Scaccioni, esatto? Esatto. Ehi, prova. Ci siamo? Allora io so che ci sono tanti bambini anche che insomma fanno gli Assolutamente, il più piccino tra l'altro è proprio il figlio di Federica se non sbaglio. Che però non vuole stare qua in giro. Il piccolino che avete visto è Valerio. e loro rappresentano il futuro. Noi però Che si andiamo a sbagliano di cercare pochissimo. il più anziano. Mi hanno scritto e non lo conosco, quindi chiedo di venire. Il signor Toni Lipari. Chi è Toni Lipari? Prego. Un applauso, un applauso. Posso chiederle quanti anni ha? A un uomo si può chiedere. Da quanti anni lei fa lo Scaccioni? Dal lontano 64. Allora ci racconterà qualcosa dei primi anni. Cos'è cambiato? È sempre tutto uguale o ci sono delle novità, dei cambiamenti? Cambiato perché quando ho iniziato io nel 64 erano 4 gatti, ora invece vedo che è un bel gruppo. Io purtroppo l'ho fatto per pochi anni, poi ho dovuto assentarmi, non ho potuto più frequentare e di conseguenza il gruppo è andato avanti anche senza di me e io sono sempre presente insieme a loro. Quello che posso fare è quello che... È gradito, un applauso, il signor Giovanni Ragno, qui con me. Grazie. Beh, io e Antonio rappresentiamo la parte meno giovane del gruppo. Purtroppo gli anni passano. Anch'io, come Antonio, ho iniziato a fare la manifestazione della maschera nel 64, ancora un bambino, e facevo la dama, la damigella, senza peli in faccia, senza niente, quindi Allora, sembravo proprio una damigella. Per chi non è di qua, diciamo che comunque le damigelle sono sempre degli uomini, dei ragazzi Ma travestiti per da tanti donna. non erano tanto convinti che io fossi allora un maschietto, diciamo. Poi però si sono convinti, insomma. Poi si sono convinti, ma forse ancora qualcuno è in dubbio che si... Li lasciamo, tanto non ci formalizziamo su niente, li lasciamo nel dubbio. Comunque, noi, come dicevo, io e Antonio rappresentiamo la parte meno giovane e cerchiamo di essere sempre presenti a questa manifestazione fino a quando ci è possibile e ci fa piacere che assieme a noi più vecchi ci sono quegli intermedi e quelli che
devono portare avanti la nostra tradizione e sono i bambini. Scusami Nadia, volevo I bambini. precisare anche che c'è un altro Scacciuni anziano che stasera non è potuto essere qui con noi, che è il signor Ciccino Bartuccio. E allora un applauso a Ciccino Un applauso perché Ciccino Bartuccio, purtroppo anche lui avanti negli anni, è stato sempre presente alla nostra manifestazione, sempre. Ora purtroppo per lui che è allettato, quindi non può essere presente, però gli facciamo proprio, come abbiamo fatto, un grandissimo applauso. È meritorio veramente l'energia, la forza e la volontà che mettono. Un ragazzo qui soltanto per un attimo, senza dir niente, ma soltanto per testimoniare la presenza delle varie generazioni. Eccolo. E questo è il momento più bello, le generazioni nuove e se lo troviamo, dov'è? Vieni. E allora io direi di chiudere così questo momento, continueremo però. No, ma sai Nadia, invece volevo invitare accanto a te la fioraia, così con Federica spieghiamo un attimino il ruolo della fioraia, ecco, perché come avete potuto vedere la fioraia è sempre accompagnata da chi, Federica? La fioraia è sempre accompagnata dal capo Scacciuni, che solitamente è lo Scacciuni più adulto, è l'unico che può ballare a coppia con lei. Sì. Nessuno degli altri Scacciuni può ballare con la fioraia. Abbiamo tanti e poi accade ecco una cosa, abbiamo visto alla fine che la fioraia dà dei mazzolini. Sì, un mazzolino di viole come il disco di Giovanni, ecco, questa è una delle tradizioni, la fioraia che omaggia appunto le signore che vengono a vedere la manifestazione con un piccolo mazzolino di viole e creando di volta in volta delle rime. Magari le fanno al momento, ecco, una volta magari usavano sempre le solite frasette tipo un mazzolino di viole, altre non. Adesso invece si dà estro, ecco, magari sì, alla infatti. fantasia. Scusate, un po' di programma, visto che qui la fioraia, io non so se le rime sono fatte al momento, sono improvvisate, so che ai mazzolini già ormai, come dire, hai stabilito a chi darlo, ma ce lo fai un attimo, cioè ce la consegni un mazzolino in questo momento? Certo. A dimostrazione che le rime sono sempre improvvisate, ne improvviso una in questo momento. In questa caldissima e bellissima notte stellata, un mazzolino in rima baciata. Grazie. E lo terrò caro. Grazie allora ad Andrea Sposari. Il capo Scacciuni desidera dire qualcosa ormai? E niente, lui non parla e noi quindi continuiamo questa velocissima rassegna, ecco, prima del secondo ballo e poi ecco continueremo con Federica a parlare. Ecco, Federica, ancora ci sono gli spazzini, giusto? Volevo un attimino concludere con la fioraia, così mi aggancio anche alle dame. Sì. Come tutti avete visto e come diceva prima Giovanni, la fioraia è un uomo travestito da donna, perché ai tempi alle donne non era permesso sfilare e ballare insieme agli uomini e quindi all'epoca i nostri avi hanno deciso di fare queste coppie di dame e cavalieri con la dama è sempre un uomo travestito da donna. La fioraia è il simbolo della giovinezza, della purezza, è una giovane illibata del paese ed è sempre un uomo travestito da donna. Ok. Poi ecco le altre figure, anche qualcuno abbiamo detto che stasera non c'è. Sì, dicevamo infatti Buffona, i buffoni li abbiamo visti, gli spazzini che non ci sono, durante la sfilata li vedete sempre in giro con queste scope grandissime di paglia, perché il loro compito è pulire la pista da ballo dove si esibirà la maschera, prepararla dopo che i Ciusciacaniglia con i loro fucili sparano coriandoli e quindi sporcano un po' l'area di ballo. Esatto. Il Ciusciacaniglia invece ha anche un altro ruolo, che è quello di andare dallo spettatore distratto. All'epoca sparava caniglia dal fucile, poi negli anni è stato sostituito dai coriandoli. E con questo fucile lui attira l'attenzione di questi spettatori distratti che magari non si accorgono che sta per arrivare la maschera. E quindi certo bisogna sottolineare un momento così importante. Adesso appunto io lascerei il campo alle damigelle, femmine, che è una figura più moderna tra virgolette rispetto agli Scacciuni. Sì, i femmini nascono negli anni '80 circa per volere di Salvatore Zullo, proprio perché alle donne in passato non era stato consentito
far parte della manifestazione, quindi lui ha voluto dare questo tocco di femminilità, di pura femminilità, esatto. Con questo costume bellissimo ideato e cucito dalla maestra Mary. Esatto. La maestra Mary Bianchi sposata Capone, ecco. Ha ideato questo costume che richiama moltissimo, esatto, quello dello Scacciuni. Quindi adesso largo ai femmini, vediamo questa danza a suon di tamburello. Esatto. Diamo il tempo di prepararsi, no? Esatto, diamo il tempo di prepararsi. Attenzione, facciamo un po' di spazio da questo lato, chissà magari. Ok. Ci siamo? Un applauso davvero, siete state bravissime, complimenti. Federica, per chiudere questa carrellata di figure della maschera, alla fine uno sguardo al futuro, direi. Esatto, sì. Uno sguardo al futuro sono i nostri bambini che stasera non sono presenti, ma li abbiamo sempre molto. Rappresentanza, sì, ecco. sì, no, abbiamo noi a Mascheredda, la classica coppietta con gli abiti da siciliani, con Nellina Rossa e esatto, il maschietto. Come hai detto tu, loro sono il nostro futuro. E dobbiamo cercare in qualche modo, in tutti i modi, di tenerli sempre vivi insieme a noi e ecco, come dire, certo, per portare avanti questa tradizione. Esatto. Ecco, prima facevo cenno a questa bellissima intesa che c'è tra tutti i componenti della maschera di Cattafi, in particolare ecco, mi ha colpito lo sguardo della fioraia, ecco, proprio mentre ballava si vedeva l'intesa con il capomaschera, quasi fosse una storia d'amore, tra virgolette, d'amore per il proprio territorio però. Esatto. Sì. Ti posso interrompere un attimo? Sì, abbiamo nominato prima le coppie, sì, ne abbiamo stasera una e giusto che si facciano, certo, che si presentino anche loro.
Un applauso anche alle coppie, quindi. Ecco, ti parlavo di questa straordinaria intesa, di questa storia d'amore tra maschera, Cattafi e le tradizioni, ma per un cattafese cosa significa far parte della maschera? Ecco, cosa vi spinge ad amare così tanto questa tradizione? È una tradizione nostra. È la vostra identità? Nostra proprio, è di Cattafi. Io non sono di origine cattafesi, però ci abito da quando sono piccolina, quindi però ho sempre partecipato. Fino a qualche anno fa facevo parte di Femmine, ora sono in maternità, quindi ho un attimo attaccato le scarpe a chiodo. La maschera è della comunità, la maschera è nostra. Come diceva prima il sindaco, la maschera non vuole andare a San Filippo, ma perché la maschera è di Cattafi. A noi... Che dice Renato? E non si tocca. Fa parte di questo territorio, è davvero un qualcosa di indissolubilmente legato a Cattafi. Esatto. Durante la sfilata ci sono anche diverse cose, che tipo la fermata, che noi ad esempio ne abbiamo allestita una. Vedremo, ecco. Esatto, questa fermata. Ci sono tante piccole cose che quando tu vai in giro non ci sono, non sono sentite. Certo. Noi invece questa cosa la sentiamo. Ora tipo io stasera sono più emozionata di quando balliamo a Carnevale. Penso che sia anche non visto. Perché alla fine è una festa bellissima. Esatto, è una festa del paese, è una festa in cui tutti hanno partecipato, chi più, chi meno, chi ha organizzato. Ci sono state tante pause negli anni, però è sempre una cosa che è sempre stata portata avanti, ognuno con i suoi mezzi, con le proprie idee, magari facendo un altro genere di manifestazione, però è sempre una maschera che negli anni, infatti abbiamo una storia, Giovanni parlava degli anni 60. Sì, assolutamente. E c'è ancora un vestito in giro che risale mi pare al 60 circa, che lo indossa ancora Giorgio. Quindi è assolutamente era del nonno, quindi dico la maschera è famiglia. È storia e famiglia. E Cattafi è... Io Federica ti ringrazio per questa testimonianza che ci hai portato stasera. Grazie a voi. Adesso ti invito appunto ad accomodarti tra il pubblico perché con noi puoi lasciarla a me il gelato, grazie. Un applauso a Federica intanto che ci ha raccontato questa storia d'amore bellissima tra Cattafi e maschera. E adesso do il benvenuto sul palco ad un altro amico di Giovanni, che è il professore Natale Mirabile. Un applauso, diamo il tempo al professore Natale Mirabile di raggiungere il palco e nel frattempo lo presento. Ecco, di cosa parlerò con il professore Natale Mirabile? Con il professore Natale Mirabile parlerò dei protagonisti di questa serata, e Giovanni mi potrà dare ragione, che sono i musicanti soprattutto. Giovanni dedica un mazzolin di viola ai musicanti da maschere. I musicanti sono coloro che accompagnano, appunto, come avete potuto vedere, queste danze degli scacciuni, insieme al professor Natale Mirabile, che è un ingegnere del suono, nonché un estimatore di questa bellissima tradizione cattafese. Parleremo appunto di questi musicanti. Un applauso al professore Natale Mirabile. Buonasera, scuserete la mia tenuta, ma sono un operaio del suono, quindi sono vestito da operaio. È ancora più bello, un applauso anche per questo motivo, perché grazie. Io la ringrazio perché davvero ci porta una testimonianza importante. Prima facevo cenno al fatto che lei, appunto, oltre ad essere un tecnico del suono, è anche un estimatore di questa tradizione. Ecco, come nasce questo suo amore, come conosce la maschera di Cattafi? È capitata casualmente. Io ricordo perfettamente la serata, eravamo in quel via Lari 1994 circa, 93, e c'erano i Siché che si esibivano. Questo gruppo con... Questa sera ci saranno i Siché. Finalmente perché, dobbiamo continuare a parlare anche dei Siché e farli rinascere, questi Siché. Anche perché hanno un serbatoio di CD che sono stati incisi e usciti mi pare nel 2009, se non ero prima, e che non possono rimanere nascosti in uno scantinato, anche perché appunto grazie a loro ho scoperto non solo questo gruppo, questa straordinaria anche verba artistica
di Giorgio, di tutto il gruppo che allora si era formato, che negli anni era anche cresciuto, devo dire. E sono rimasto incantato dalle melodie che riusciva a esternare e da questa canzone dedicata allo Scaccione, di cui io non ne conoscevo completamente. Quindi grazie a questa canzone nasce allora, sia Giovanni legame. sia Giorgio passammo anche delle serate insieme a parlare di questa maschera della tradizione. Inizialmente io devo dire ero un po' scettico sulla oggettività, sulla verità del racconto, della narrazione che risale appunto a tempi così remoti, eccetera. Poi invece vedendo anche andando ad approfondire lo studio su questa tradizione, vado a scoprire che invece ci sono, come anche le testimonianze che danno significato e valore a questa tradizione. E il significato che questo non è il contesto giusto per poter approfondire tutti gli aspetti, ma sicuramente merita di essere trattato in volumi molto più ampi di quelli che anche grazie a Pietro e al gruppo Malanova, che ha rifatto in un CD anche un brano dedicato allo Scaccione, e a tutta la vita che ruota intorno a questo evento. E così come questa sera anche con il terzo documento, io direi sonoro, che ci presenta Giovanni. Quindi andiamo a superare, questa è la bellezza di questo evento, superiamo il tempo, è un'occasione che supera qualsiasi limitazione temporale. Qui appunto Giorgio indossa il costume che appartenne a suo nonno e chissà forse quanti altri hanno fatto la stessa cosa prima. E a proposito di tradizioni, io vorrei chiederle, lei è anche un tecnico del suono. Qui abbiamo appunto i musicanti, suonano tanti strumenti, fra cui un friscaletto per esempio. Ci vuole dire quanto sono importanti questi strumenti pa maschera, ecco? Perché giustamente per voi magari è normale, ecco, ma i non addetti ai lavori non conoscono anche l'importanza del singolo strumento. Guardi, io sì. Ci diamo del tu, guarda. Sì, assolutamente, ci diamo del tu. È una festa tra amici questa. Sì. Io ho amato la maschera e amo la maschera proprio perché supera quella baldoria insignificante che è diventato il carnevale in generale, ovunque andiamo. Era proprio a questo che volevo riferirmi, ecco l'importanza di uno strumento musicale. Di sonorità che sono registrazioni che non ci appartengono, di una festa che è fine a se stessa, che festa io non chiamerei ma una mala bolgia infernale. Mentre qui abbiamo appunto la storia, abbiamo la cultura, abbiamo quello che è la vivacità del riscatto del popolo subalterno che nella tradizione ci riporta questa lotta contro i pirati, oggi contro il male, contro ciò che ci presenta la quotidianità, contro la devastazione del territorio, che è male. E allora se noi non ci affidiamo a quello che è il sentimento puro del popolare, della cultura subalterna, saremo senza futuro. Quindi i giovani. Non dico niente di eccezionale, guarda, è la cosa che dico, le cose che voi sapete e che voi pensate, non dico nient'altro. Non so, se ho concluso devo aggiungere qualcosa. Assolutamente, la facciamo raggiungere la sua postazione perché lei stasera ha un compito davvero importante, a parte quello di relatore. Devo dire solo un'ultima cosa. Sì, assolutamente. L'incanto del musicista Giovanni. L'incanto così come il flauto magico si tirava dietro, insomma, Topito Pastri e Topini, lui si tira dietro proprio le emozioni che nascono spontaneamente, tanto quando lo ascoltiamo, tanto da fare accapponare la pelle, ci fa venire la pelle d'oca. Tutti suonano strumenti, tutti suonano il flauto, lui è diverso perché lo strumento diventa proiezione della sua anima, di ciò che prova dentro. Giovanni parla con i suoi strumenti musicali. Parla insieme, esatto. Diventano un'unica cosa. E le armonie, infatti mi ricordo solo un episodio fra i tanti, ci trovavamo sempre alla Lari, festa della vendemmia, e col gruppo Malanova ci si girava per il parco e c'erano diversi gruppi, diversi musicisti e suonatori di flauto, di fiscaletto. E quando venivano da Catania c'era un sacco di gente, improvvisamente un signore accanto a me, quando sente suonare Giovanni fra i tanti, dice: ma quel bel fischietto, ma chi è questo? Lo voglio conoscere. Eppure tanti stavano suonando lo stesso strumento. Quindi c'è
Non me l'hai detta mai questa cosa. Quale migliore occasione, Giovanni, della tua festa per rivelarti una cosa del genere? Quindi diamo vigore a queste manifestazioni, non le facciamo perdere, perché sono appunto l'anima del nostro territorio, ma soprattutto la speranza unica per il nostro futuro. Quello che rimane appunto sono non l'economia, perché tutto ruota attorno al PIL, deve ruotare attorno all'uomo. Ci vuole una nuova mentalità e politica che sia eco-sociale, prima l'uomo, poi l'economia, perché possiamo costruire tutti palazzi d'oro, ma se l'uomo non sta bene, se non c'è la qualità della vita, a che serve? Se moriamo perché siamo pienamente inquinati, a che serve avere l'economia che cresce? Quindi l'uomo deve essere al centro di tutto. Un applauso al professore Natale Labile. Un abbraccio a tutti, grazie e scusate. Grazie a lei per questa importantissima testimonianza, perché ha dato veramente un messaggio molto molto importante questa sera, che è appunto un messaggio che parla di futuro. Io adesso però mi sono persa la mia compagna di viaggio, Nadia. Dove sei, Nadia? Ti eri persa? Ecco. Ti eri persa tra le dame, ecco. Io vi stavo ascoltando con piacere. Assolutamente. E direi che è il momento di come dire, introdurre i veri protagonisti. Assolutamente, di per questo ecco mi serve il tuo aiuto, perché dobbiamo un attimino presentare questi protagonisti. I protagonisti sono i musicanti. I musicanti sono, dicevamo Nadia, l'orchestrina delle feste. Proprio coloro che aprono appunto questo, cioè non aprono fattivamente il corteo, però coloro che danno vita alla maschera con il loro suono, con il suono che producono e che quindi fanno danzare. Giovanni nel suo album passa a rassegna tantissimi musicanti, addirittura il più antico è Antonino Salvia. Esatto? Sì, Antonino Salvia è il fratello. È il fratello che è Utsumiku Salvia. E allora io vorrei proprio approfondire la figura di Utsumiku Salvia, perché a quanto pare, da quello che insomma ho appreso anche leggendo il libretto che è accompagnato al CD di Giovanni, tra l'altro chi vuole può acquistarne una copia, Utsumiku Salvia era un leader, era una persona sicuramente emblematica, un uomo che era stato in America, che aveva fatto carriera musicale in America, ma che alla fine aveva sentito il richiamo della sua Sicilia, il richiamo di Ghaddafi, ed era tornato. Uomo altissimo, sui generis nel modo di vestire. So che c'è tra noi il signor Nino Salvia, eccolo, prego. Nino Salvia è un parente, un erede di Utsumiku Salvia. Un cugino, perfetto, può tenere il microfono. Allora vorrei che lei in qualche modo tracciasse un ricordo di questa figura così importante per Ghaddafi. È stata, se non mi sbaglio, anche intitolata una via. Sì, assolutamente. Esattamente, la via dove abito io. Addirittura. Sì. Chi era? E dove abitava Utsumiku? E dove abitava lui, mio cugino. Lei lo ricorda proprio? Io ricordo, diciamo, pochissimo, però quel poco che mi ricordo è molto bello, perché lui è morto nel 54, se non ricordo male, e mi ricordo, io allora avevo 7 anni, mi ricordo che al mattino sentivo lui suonare e fino alle 10:30, così, le 11, poi andava via e andava in campagna. In campagna aveva il suo laboratorio dove fabbricava i fischietti, i famosi flauti. I friscaletti. I friscaletti. E niente, questo ricordo mi è rimasto impresso nella memoria e non lo potrò mai scordare. Bellissimo. E quando lui è morto mi ha regalato un flauto, il quale flauto io l'ho donato a Giovanni Ragno, che ringrazio immensamente per il suo invito. E io l'ho messo in vetrina e non lo tocco. E che mi ha dato la possibilità di dire qualcosa, ecco. E tutto questo c'è tanto, perché vedete è bello. Chiedo scusa, e ricordo pure poi dopo, ho saputo poi dopo, che lui era andato in America. Ecco, ha inciso dei dischi. 78 dischi se non mi sbaglio, se non ricordo male, 78 canzoni, qualcosa del genere. O nel 70. Il 78 giri. Allora. Ah, ecco, così, allora ricordavo male. Sì. Però poi alla fine è tornato.
E, insomma, il richiamo della terra è forte. ha lasciato il suo segno. Ne abbiamo la prova. Ma io, Nadia, lo diremo dopo, casomai. Sì, lo diremo dopo, perché insomma Tsumico Salvi ha avuto un'importanza fondamentale anche nella vocazione musicale di Giovanni. Di questo ne parleremo dopo. A me piace proprio sottolineare, legandomi un po' a quello che ha detto anche il professore Mirabile, come la discriminante tra un qualsiasi carnevale e la maschera gattafese sia la musica, che è l'elemento che insomma in qualche modo, noi abbiamo da una parte la storia, la ricerca storica, quindi abbiamo una base storica su quello che è stata proprio la battaglia contro i saraceni, e quindi poi insomma il corteo che si è, come dire, aggiunto successivamente, ma che rievoca il barone e la baronessa contro il Moro. Dall'altra parte abbiamo la musica, quella vera, le sonorità, quelle proprio realizzate da queste persone che fanno la differenza e che ci permettono di essere qui oggi a stare tra amici facendo musica, ed è questa la cosa più importante. Devo dire che quello che mi ha preceduto, il professore Mirabile, ha detto una cosa giusta. Tutto quello che noi sentiamo oggi è tutto frastuono. Non è vera musica come questa musica qua, a mio parere, e qui ha detto bene. Eh sì, è così. Io la ringrazio per il suo contributo, abbiamo cercato in qualche modo di ricordare una figura. Assolutamente. So adesso che tu ne ricorderai altre. Sì, continuiamo a ricordarne, sono davvero tantissimi, purtroppo non abbiamo tanto tempo, però è doveroso ricordare Andrea Sciotto, per esempio, che ha tramandato quest'arte a tantissimi ragazzi, a tantissimi cattafesi, ancora Francesco Visalli, Antonio Schepis, che di professione era un macellaio, ma che giustamente si dedicava anche a quest'arte. E ancora abbiamo Giuseppe Bucalo, che era un cugino di Domenico Salvia, Tsumico Salvia, e quindi proprio con lui ha condiviso molti momenti musicali. E poi ancora abbiamo Natale Bonarrico, Carmelo Ragno, che è uno degli allievi di Tsumico Salvia, correggimi Giovanni se sbaglio, e ancora Giovanni Bartolone, Francesco Mendolia, Carmelo Pagano, ecco, alcuni addirittura li salutiamo, non so se sono presenti tra il pubblico. Non lo so, onestamente non lo sono. Carmelo Pagano c'è? Ciccino Materia. Vabbè, li salutiamo così, con un applauso, con un applauso. E ancora continuiamo, Salvatore Messina, Ugo Venuti, Francesco Materia come dicevamo prima, Pietro Gitto. E poi Pietro Mendolì è qua sul palco con noi e dedichiamo a lui un applauso, perché anche Pietro Mendolì non c'è bisogno di presentazioni per te, però è davvero un grande amico di Giovanni, ha dato un contributo fondamentale al tuo album, esatto? Non finirò mai di ringraziarlo. Per ultimo, Valentina, prima di chiudere questo momento, so che siamo in ritardissimo, però una cosa che ho notato e ci tenevo a dire è che tanti di questi musicisti erano anche innestatori, ed è una cosa importante, perché la caratteristica della Valle del Mela, oltre che ovviamente quello far cantare di insomma in qualche modo suonare questi strumenti, era anche di innestare le viti, e quindi poi da qui tutta la tradizione floro-vivaistica che continua. Assolutamente, quindi, che bisogna sempre ricordarla, perché è una fetta importante della nostra Valle del Mela. Esattamente, ma so che adesso la Fioraia ha un altro compito. Ha un altro compito la Fioraia. Eccoti il microfono. In realtà già lo ha fatto, ma lo rifacciamo, non raddoppiamo. Diamo il tempo che la Fioraia indossi i guanti, perché non può essere assolutamente scomposta. Dobbiamo essere rigorosi in queste cose, la tradizione va rispettata. Prego Fioraia. Mi trovo un po' impreparata. Questo mazzolino in realtà è già stato consegnato, però il mio compito devo farlo ancora, e quindi un altro mazzolino a questa splendida signora. La professoressa Mimma Gattaino, un applauso per la professoressa Mimma Gattaino, che è un'altra amica di Giovanni, che adesso invitiamo sul palco.
Sì, la sta per accompagnare Nadia, ecco, la professoressa Mimma Cattaino è una docente di materie letterarie, la storica docente del liceo classico in Pallomeni di Milazzo, è anche autrice di un libro, Vita da prof, scrittrice, e con lei appunto concluderemo questo viaggio tra i musicanti della Maschera. È anche una tua grande amica, per questo l'hai voluta qua. Assolutamente. Quando si parlava della realizzazione di questa opera, questo disco, lei è stata tra le prime ad accogliermi e a incentivare questa cosa. Da donna di cultura qual è? Ha capito lo spessore del lavoro che stavi per fare, quindi direi di accogliere con un applauso la professoressa Cattaino. E per me devo dire che è un onore intervistarla, perché io sono stata per giunta alunna della professoressa Cattaino e questo voglio sottolinearlo perché è davvero un onore, ecco, per me intervistare lei. Professoressa, oggi con lei vogliamo chiudere un cerchio, diciamo. Abbiamo parlato dei musicanti della Maschera, l'ultimo è Giovanni. Giovanni, un grandioso musicista, suonatore di flauto. Chi è per lei il musicista Giovanni? Giovanni è un dono. Il nome Giovanni significa proprio dono di Dio. Quindi lui, i romani, i latini dicevano nomen omen, cioè uno somiglia al nome che ha. Quindi lui è un dono, non soltanto per la sua famiglia, ma soprattutto per questa comunità. Questo è Giovanni. Giovanni, mia madre è morta in pieno lockdown. Era un periodo in cui non si potevano fare i funerali, non si potevano avere condoglianze, io ero sotto. A me nessuno. Sapete come mi ha fatto le condoglianze Giovanni? Mi ha mandato un video in cui lui suonava per zufolo e chitarra l'Alleluia di Cohen. Io non ho mai avuto condoglianze più toccanti e splendide di queste. Questo è Giovanni. Io davvero la ringrazio. Come ha conosciuto Giovanni? Ecco, è una mia curiosità. È stato suo alunno? L'ha conosciuto durante la vita? Ecco, come è nata questa amicizia con Giovanni? Stella luminosissima tra le stelle dei Malanova, coi Malanova. Grazie alla musica, quindi. Grazie alla musica. Voglio fare la prof pure qua. Platone dice che la musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo. Oggi i giovani più belli sono quelli, tutti i giovani fanno ginnastica, tengono il corpo in movimento, non si erano mai visti, io non avevo mai visto nella mia vita giovani così belli come oggi, giovanette e giovani, maschi e femmine, corpi perfetti perché si esercitano. Ora voi immaginate l'esercizio della musica e questo esercizio Giovanni lo fa bene, non soltanto dal punto di vista tecnico, perché ce ne sono tanti bravi musicanti o musicisti, come diceva poco fa il professore, del quale condivido tutto quello che ha detto. Ma lui ci mette l'anima, non è soltanto il colore, le variazioni, no. Voi potete capire da come suona se è triste, se è allegro, se il cuore gli piange o il cuore gli ride. È questo che fa la differenza quando suona Giovanni Ragno. E non so se voi siete d'accordo con me. E credo di sì, dato la presenza numerosa questa sera. Del resto la vostra presenza qui lo dice l'affetto, oltre che la stima che avete per lui. Vorrei dire anche un'altra cosa. La musica di Giovanni non è soltanto musica, la musica è l'arte superiore a tutte le altre. Io gioco con le parole, io scrivo, e quindi, ma c'è una differenza enorme
la musica è molto più in alto della scrittura, della letteratura, perché anche gli analfabeti capiscono la musica. Per capire la musica basta entrare in sintonia con chi suona. E la musica di Giovanni non fa solo questo, cioè non ci fa soltanto gioire con lui o soffrire con lui, ma ci invita alla danza. E qui ci viene in aiuto un altro filosofo, stasera vogliamo alto, perché siamo proprio su un palco. È uno che è morto pazzo, e gli studenti lo conoscono, si chiamava Nietzsche, poveretto. E questo dice così, questo filosofo: alcuni non sentivano la musica e vedendo i danzatori dicevano che erano pazzi. Capite che significa? Significa che la musica sprigiona la libertà che abbiamo dentro. La musica ci fa diventare pazzi, ma in senso buono. Cioè, altro è che uno sta seduto, deve leggere, che ne so, i Promessi Sposi, gli studenti ne avranno abbastanza, no? Di leggere quello che dicono i professori. Quando suona Giovanni o quando suonano tutti questi signori, fortunati voi che avete tanti musicanti, ma sono commossa anch'io, i piedi si muovono da soli e uno, giovane o vecchio, manda all'aria la compostezza, la rigidità. Uno si deve muovere, si muove con i piedi, con le braccia, con tutto il corpo, diventa pazzo, fa una specie di, che ne so, di orgia, la può fare anche da solo volendo. Questo è il miracolo della musica di Giovanni Ragno, ma della musica in generale, di più per quelli che suonano come suona Giovanni. Assolutamente d'accordo con lei, sono davvero d'accordo, perché la musica è un'espressione bellissima dell'anima. Sa, una volta voglio raccontare questo aneddoto: un mio docente universitario, il mio professore di letteratura italiana, ad un esame mi chiese quale fosse l'unico linguaggio universale capace anche di attraversare le barriere dell'universo, e ovviamente si trattava della musica. Lui si riferiva a Beethoven in quel caso particolare, però tutta la musica, infatti esistono dei famosi direttori d'orchestra che mettono su orchestre giovanili formate da giovani di tutti i paesi, anche dei paesi sono in guerra tra loro, per dimostrare che la musica, che davanti alla musica non ci può essere la guerra, davanti alla musica ci può essere solo la bellezza che abbiamo qui con tutte queste belle ragazze. Lei aveva già visto La maschera di Gaddafi? Allora, io ho visto su invito del signore qui presente, che è un'altra stella luminosa, Pietro Mendolia. Assolutamente d'accordo. E quindi ho visto La maschera prima che ci fosse il biennio terribile, e quindi ho visto tutto da vicino, ho visto e mi sono divertita moltissimo con le fermate, con l'affascinante Fioraia, la quale pure quella volta mi diede un mazzolino, non so perché. La Fioraia è molto gentile. La ringrazio moltissimo, perché questa Fioraia, maschio o femmina che sia, è molto aggraziata, e tra l'altro dobbiamo ringraziarla perché vestita e conciata in quel modo, con questo caldo, poveretta, stava stovando 7 camicie. Stasera non era proprio serata per vestirsi così, quindi ringraziamoli per il sacrificio che stanno facendo. Assolutamente, però ecco, dopo 2 anni credo che sono molto felici di fare questo sacrificio, che Attacchi aveva voglia di rivivere La maschera. Io sono commossa da questi, li terrò tra le cose più belle della mia vita, perché penso tra l'altro di non meritarli neanche, è la vostra bontà, l'amicizia di Giovanni. Assolutamente, li merita, perché Giovanni l'ha voluta qui e ha sempre parlato davvero molto bene di lei, l'ha sempre elogiata, davvero li merita questi mazzolini. Io la ringrazio per questa testimonianza, l'accompagno. Grazie a voi, grazie a Giovanni, grazie a tutti. Grazie. E adesso io inviterei invece Nadia a salire sul palco per un po' concludere questa parte e lasciare spazio appunto alla musica. Inviterei Nadia appunto per continuare questa serata con l'assoluto protagonista, con Giovanni. Anzi, rieccomi. Assolutamente. Davvero
ho ascoltato le parole della professoressa, mi sono emozionata, ho il mio mazzolino, non me lo tengo caro. E adesso io ho un privilegio, Valentina, che è quello di fare una chiacchierata con Giovanni. Infatti non so se ci scambiamo di riusciamo a magari. liberare qualche sgabello. Scusate, ma ad una certa età io mi devo sedere. Io ho fatto tutto all'impiedi perché mi trovo meglio. Ecco, ci va bene qui. Ecco qua. Così ci accomodiamo e chiacchieriamo un poco. Uno per Giovanni e uno per me. Allora, vi racconto una cosa. Quando abbiamo strutturato questa scaletta, abbiamo pensato inizialmente di unire insieme la parte dedicata al CD di Giovanni con la parte della maschera. Poi invece abbiamo cambiato un po' la struttura, anche per questioni tecniche dobbiamo dire, e allora abbiamo deciso di dedicare la prima parte al racconto della maschera, ed è quello che abbiamo fatto, e spero che lo abbiamo fatto in maniera leggera, però allo stesso tempo anche piacevole. La seconda parte invece è proprio quella in cui impareremo a conoscere il tuo CD, che è più di un CD, perché è come dicevo, un dono che tu dai alla comunità, perché è bello ascoltare la musica, è bello conoscere le tradizioni, ma è ancora più importante che queste tradizioni vengano scritte, e tu le hai scritte in un libricino, hai ricordato delle persone, noi ne abbiamo menzionata qualcuno, e queste persone, il nome di queste persone, quello che hanno fatto, resterà sempre scritto in quel libro e sarà un'eredità, un patrimonio che tu lascerai a tutti i tuoi concittadini, e questa è la cosa più bella in assoluto. Proviamo adesso a conoscere meglio il tuo Mazzolini di Viole anche attraverso 3 brani che ci eseguirai. Intanto ti vorrei chiedere come è nato questo lavoro, da che cosa nasce? Partiamo da questo. Il lavoro nasce, intanto dobbiamo andare alle origini, a quando avevo 5-6 anni. Mio nonno Giovanni, che è stato caposcacciuni, mi parlava continuamente della maschera e di uno dei suoi migliori amici, che era Utsumiku Salvia, che lui lo seguiva sempre, perché anticamente il divertimento era andare a ballare, non c'erano i social, non c'era tutta la tecnologia, quindi si stava insieme. E quindi lui mi dipingeva questa persona, Utsumiku Salvia, come un'autentica star. Il più grande suonatore di zufolo, mi diceva, che lui aveva mai sentito, e poi questa cosa la riscontravo anche parlando con gli altri cattafesi più anziani. A me dispiace che non l'ho potuto mai conoscere, però mi sono imbattuto quando avevo 7-8 anni a casa di un mio compagnetto di classe, Carmelo Salvia, spero che sia ancora qui, non so se è andato via. Eccolo. Ciao. Perché vedo qualcuno. Ciao Carmelo, che fa gesti. Grazie di essere venuto. A casa di un mio compagnetto, Carmelo Salvia, che ovviamente un Salvia è un parente di Utsumiku Salvia, e trovai questo piccolo pezzo di canna, e quindi Galeotto fu quel pezzo di canna, quindi possiamo dire. Mi riaffiorò subito alla mente tutto il racconto di mio nonno. Allora, felice ho chiesto subito, Carmelo, me lo presti, me lo regali? Non mi ricordo in questo momento. Comunque lo portai a casa, mio nonno, sì, è quello di Utsumiku. E io da lì mi sono messo a strimpellare, a ricavarci qualche noticina, e poi da lì è imparato così, quindi questa cosa, io suono grazie a mio nonno e a Utsumiku Salvia, indirettamente perché non l'ho mai conosciuto, però il flauto, il friscaletto lo suono prima ancora di studiare musica, quindi poi sono andato a studiare al conservatorio, ho studiato clarinetto, suono anche altri strumenti, però il friscaletto di canna è stato il mio primo strumento. E piano piano hai imparato anche a costruirli. Piano piano ho imparato anche a costruirli, però non mi definisco un costruttore, dico, me li costruisco anch'io i friscaletti, però per costruire bisogna avere tanta arte, tanto tempo a disposizione, bisogna sapere intagliare bene. Non so se è ancora qui presente il signor Tindaro Cucinotta di Saponara, che è un grande costruttore.
Eccolo là, che bellino. E allora un Ciao, saluto Dino. al signor Cucinotto. Sì. Lui mi ha donato tanti friscaletti, anche perché io tempo non ne ho mai per dedicarlo a questa cosa. Però qualche friscaletto l'ho costruito insieme all'aiuto di papà, che lui non ha studiato musica, però sa intagliare bene. Come Ok. avete capito, è tutta una questione anche di famiglia. Sì. La famiglia è il cuore di Dopodiché tutto. E insomma, poi è decollata, è nata la stella. Ho voluto fare questo dono, questo ricordo, dico, alla fine rimane un ricordo. Ho voluto allegare al disco un libricino dove ci sono le storie di tutti questi musicanti, partendo dall'850, perché prima penso che di musicanti ce n'erano, però non li ricorda nessuno. Questa è l'importanza del tuo Quindi lavoro. se io non facevo Mettere questo, per fra iscritto. 50 anni nessuno Esatto. si ricordava di Tsumigo e di qualche altro suonatore. Tutto qua. E allora il tempo incalza, in Ok. realtà abbiamo un Sì. concerto poi subito Chiudiamo. dopo Anzi, questo. vorrei liberare gli scaccioni perché col cappello penso che stanno soffrendo, mi stanno mandando qualche brutta Sì, parola. Abbiamo tutti pensato a quanto Dico, difficile quantomeno- sia però stare non, così però non andate in questo via, caldo. non andate via quando finite di ballare, toglietevi il cappello ma rimanete. Via libera allora. Andiamo al primo brano che tu ci eseguirai. No, Musica. io prima di eseguire i miei brani vorrei liberare gli scaccioni, vorrei far ballare gli scaccioni. Allora facciamo ballare gli scaccioni. certo. Ecco, non avevo dimenticavo che c'era l'ultimo ballo. Certo. Prego, allora, non so se sono già pronti o devono No, allora visto organizzare la parte strumentale. siccome sono felicissimo di ricevere così mi metto da tanti parte. musicanti stasera, tutti amici miei che sono venuti qui stasera e sono veramente felice di vederli qui. Io ho la fortuna di avere anche altri amici bravissimi al friscaletto. C'è Marco Piscidello, c'è Salvatore Trimarchi, che lo vediamo dopo. C'è Gemino Calà, grandissimo suonatore di zufolo anche lui, ma non solo, lui è un jazzista, è un grande. Però questa tarantella con gli scaccioni la faccio eseguire a Marco, perché Salvatore lo vediamo dopo, Gemino anche, quindi Marco, voglio... Un applauso, un applauso. Ok, Siamo proseguiamo. già pronti?
parlare con 40 gradi quasi è complicato, però loro lo fanno sempre con grande energia. Abbiamo parlato di ricordo e di tradizioni che uniscono dal sud della Sicilia addirittura fino a Merano, ma noi oggi non saremmo quel che siamo senza il ricordo del buon Ugo e del signor Bisbano. Facciamo la fermata? Sì. Gli Scacciuni e la Fioraia possono inaugurare la fermata e mentre loro vanno noi ci sistemiamo per altre cose. E cerchiamo anche di spiegare che cos'è questa fermata per chi ovviamente non è del posto, grazie, e non la conosce. Allora, caro Giovanni, cos'è la fermata? La fermata fa parte della tradizione e durante la sfilata gli abitanti del paese si organizzano, hanno il piacere di organizzare queste tavole imbandite di dolci e di liquori, di offrire un rinfresco, e quindi in quell'occasione la maschera è obbligata a fermarsi e quindi si chiama fermata e alla fine del ballo, sì, dimmi Carmelo. Ci sta consegnando il gelato, grazie. Alla fine del ballo, dicevo, la Fioraia omaggia con il mazzolino le donne che vengono a vedere la maschera. Quello che nasce come atto di cortesia, quindi offrire qualcosa a queste persone che comunque saltano, ballano, il ballo è molto impegnativo, viene quasi istituzionalizzato, per cui voi avete delle fermate quasi standard, sì, e rigorose, fanno ormai parte della maschera, così come gli Scacciuni e così come tutti i personaggi. Proprio per questo è difficoltoso realizzare la stessa cosa in altri luoghi, perché è tutto un insieme di paesani in simbiosi col paese, il ballo è con gli abitanti. Perché è tutto offerto dal tutto paese. Offerto, ovviamente, tutto offerto. Nel frattempo che noi parliamo inviterei i musicisti a sistemarsi sul palco. Nino Milia. Allora, non so se noi possiamo rimanere qui oppure ci dobbiamo possiamo spostare. rimanere. Sì, Ok, 2 minuti per stanno cambiare cambiando, sono Okay, questioni perfetto. tecniche. Io nel frattempo, Giovanni, vorrei parlare con te di un altro piccolo argomento che riguarda sempre il tuo CD. Non so chi di voi già lo ha visto, il CD ha una bellissima veste grafica, sono tutti dei disegni fatti da un grandissimo fumettista che è Lelio Bo. Ok, ci siamo. Diciamo di Lelio Bonaccorso. Esatto, grande fumettista, ha disegnato anche per la Marvel, leggevo. Sì, per la Disney se non sbaglio, quindi davvero un'importante figura di questa straordinaria Valle del Mela che
aiutato Giovanni. Messina, sì. Come? È di Messina, è un Sì, messinese, è di Messina, un messinese che assolutamente. insomma è un vanto anche all'estero della collettività. Ha aiutato quindi Giovanni a ideare questa copertina davvero meravigliosa di questo album che raffigura un po' tutta la maschera. Ecco, in questa copertina noi troviamo tutti i personaggi, dagli Scacciuni alla... Sì, mi siedo accanto a te, in effetti, sono all'impiedi da una serata, ci vuole. Dicevamo, ecco, raffigura proprio dalla Fiorai agli Scacciuni al Ciuscia Caniglia proprio tutte le figure di questa maschera rappresentate lì. Quindi è un'opera d'arte musicale nel racconto, ma anche visiva. Valentina, noi facciamo qualche ringraziamento nel Sì, frattempo? assolutamente, infatti volevo dirtelo. Bisogna ringraziare innanzitutto il comune di San Filippo del Mela, direi. Certo, per la Quindi collaborazione. tutta l'amministrazione comunale, il sindaco Gianni Pino. Dopodiché ringraziamo anche il comune di Condrò per la concessione del palco in cui ci esatto. troviamo. Tu lo hai già fatto, ma permettimi di ringraziare ancora una volta Giuseppe Ruggeri per Niceto Web TV, perché sta registrando davvero tutta la serata e avremo così modo di rivederci. Poi Ormai ci Niceto raccomando. TV è una garanzia, ecco, non solo per San Pier Niceto, per questo Niceto TV, ma un po' per tutto il comprensorio. Giuseppe è presente davvero in tantissimi comuni con le sue registrazioni e svolgono un lavoro davvero importante, lui e Salvatore. E poi ringraziamo questo pubblico che sta ascoltando davvero in maniera composta, sta partecipando. Assolutamente. Speriamo di avervi in qualche modo anche noi coinvolto E in non questo annoiati racconto. soprattutto. Perché quello di questa sera doveva essere semplicemente un racconto e un momento di festa tra amici. Un racconto che poi si è un po' trasformato, ecco, perché non abbiamo raccontato soltanto Giovanni, non abbiamo raccontato soltanto i musicanti, ma abbiamo fatto rivivere, ecco, questa tradizione che da 2 anni era ferma in una veste nuova, ecco, una maschera d'estate, come dicevate prima tu e il sindaco, quindi una serata assolutamente nuova che può inaugurare, speriamo, un nuovo periodo, ecco, c'era bisogno di rinascita, C'era l'ho visto bisogno. nella danza degli Scacciuni, mi hanno emozionato come non mai in questo ballo. E dopo questo momento non andate via perché inizierà il concerto, quindi la parte musicale, il concerto Assolutamente. dei Malanova, dei Sarvalapezza, di Suona Sicilia, insomma ci saranno davvero dei momenti musicali importanti. Sentite che bello. Ecco, abbiamo qualche ritorno, ma è normale. Sentite quanto è bello quando accordano la chitarra, accordano gli strumenti, si preparano. Questo è il bello della diretta, è il bello dei Assolutamente, concerti, sì, è del vivere vero. proprio tutta questa situazione dal vivo. E questo dimostra anche come questa serata Vedi siete trovare? bravi? Cosa? Certo. Mio figlio sul palco. Ecco Non so Nicola sul palco dove- allora. No, non so dove sia. Nico, dove sei? Vieni. Arriva Nico sul palco. Ecco, diciamo, tutti questi momenti morti, ecco, che stiamo cercando un attimino anche di riempire, dimostrano anche quanti amici ha Giovanni e quanto questa serata voglia essere eterogenea, quindi non una classica presentazione, ecco, dietro a un tavolo, ma un racconto coinvolgente. E quanto lavoro c'è dietro un concerto, diciamolo pure. Assolutamente, ecco, quanto lavoro c'è assolutamente, quanta maestria. Nicola è arrivato oppure no? Eccolo. Ecco Nicola, anche lui vestito da Scacciuni, se non sbaglio. L'assetto è quasi pronto, si stanno Sì, assolutamente, organizzando anche i lui con musicisti e il musicanti. costume tipico della maschera di Cattafi, quindi un giovane Scacciuni che ripercorre questa tradizione di famiglia, perché la famiglia di Giovanni è parte integrante da Maschera. Ci siamo Giovanni? Penso di sì, penso di sì. Ok, allora andiamo a presentare il primo brano che tu ci eseguirai, che è I Musicanti. Questo brano è importante perché è l'unica canzone, quindi un brano che ha anche delle parole che tu hai scritto, mentre il resto sono tutti quanti brani strumentali, delle tarantelle, dei valzer, comunque un altro tipo. Hai bisogno di uno sgabello? Lo sgabello del microfono. Ok, lo sgabello te lo diamo subito. Natale, posso usare questo Cedo microfono? questo, io ne prendo un altro nel frattempo. Io mi sposto adesso quando suono, mi metto più da parte così avrete la possibilità voi di vederli all'opera. Giovanni, solo una cosa, sono lo sto friscaletto, ne esce luciato di lupetto a tempo che fisarmonica e lo tammurello, come se fosse lo canto di Nacello. Che cosa hai voluto trasmettere con questa canzone? Sì, sì. Allora, questo è l'unico brano cantato del disco, perché è un disco di ballate, come dicevamo prima. E questa è come vede il musicante, è la maschera. Come vede vista dagli occhi del musicante.
E allora, la maschera dagli occhi dei musicanti, Sì. Giovanni Ragno e i suoi amici. No, un attimo solo per vediamo. Sì, sì. Ok, Natale, il caon ce l'hai? Danno tempo di suonare, danno tempo di ballare alla festa di Cannaloare. Rividiamo con i canti, andiamo a tutti quanti, prima di tutti e musicanti. Accordiamo gli strumenti, prima che arriva la gente, liberiamo tutti i nostri sentimenti e suoniamo. Spunto primo cavaliere, con la soda magarrene e lo scaccione, con i robbi peppo neri, scende vanno che famiglia, spazzini e ciuscia caniglia, e quando spara, a cupiglia piglia, capo maschera e buffone, a fioraia che scacciona, e questa fa poi un mazzolino, a cucciutura. E battiamo! Scaletto sono lo vescolone sciluciato do petto tempo caffè s'armonica e Luca Morezzo come se fossi lui canto di Nacedo sì, ti comincia un solo da maschera in festa. La musica chi le rialza la testa e gli strumenti non smettono mai di suonare in una piazza crocifisso ma ballare e i musicanti ricciuri portati a bufette queste teddy velluto con lo fazzoletto vanno portando per strada una musica antica su mico salutiamo sa benedica. I musicanti Mi chiedo Giovanni scusa, io non sono un Ragno. cantante, non sono un chitarrista però nel disco questa la sentirete col friscaletto di canna e qui l'abbiamo grazie a questi bravissimi musicisti. Ho voluto forzare la mano, ho voluto inserire per forza mio figlio
l'esecuzione ovviamente dico, è stata tutta improntata, però sono felicissimo di averlo qui sul palco. Figlio d'arte, sì, infatti. No, basta. Tra l'altro ci siamo appassionati a questo testo che ha raccontato davvero quello che è il momento della maschera, però visto dal punto di vista di chi suona, dei musicanti, e quindi questo dover andare a tempo, questo cercare il ritmo al di là poi di tutto, un punto di vista importante. Tu hai parlato di tuo figlio e il secondo brano che ci proporrai adesso si intitola proprio Niculedda. Come nasce questo brano? Perché so che ci sono delle particolarità rispetto alle solite tarantelle, c'è un motivo, ci racconti tu? Sì, quando eravamo a casa in soffitta precisamente e lui giustamente mi sentiva suonare sempre tarantelle perché dovevo preparare gli inediti per il disco. A un certo punto non ce l'ha fatta più, mi ha detto: papino, basta tarantelle, suoniamo un'altra cosa. Ed è nato Niculedda. Cosa ci sono? E quindi questa cosa mi è piaciuta di nascosto, perché lui non l'ha preso da qualche giorno, perché non voleva, l'ho registrato col telefonino e gli ho fatto ripetere questa cosa che per me è bellissima: papino, basta tarantelle, suoniamo un'altra cosa. E papino, suoniamo musica bella, non sempre tarantelle, no. Questo dice. E quindi questa è una licenza che mi sono voluto concedere. Non c'entra niente con... Oddio, non lo so se non c'entra niente, perché sì. Sumiko Salvi è andato in America, chissà, ha preso qualche sonorità jazz dagli amici musicisti. Seminiamo questo dubbio, no? Inizieremo a ricercare. Di oltreoceano. Va bene, dai, basta parlare. Niculedda.
Ma quanto è difficile stare seduti, fermi, quando suonano musica di questo genere, ammettiamolo, diciamolo, io non ce l'ho fatta, io insomma in qualche modo cercavo di partecipare. Tra l'altro vorrei dire anche una cosa, Giovanni, poco fa abbiamo detto, no, che è importante l'elemento familiare, abbiamo menzionato tuo papà, abile intagliatore con cui ti dilettavi magari a creare qualche zufolo, abbiamo parlato di tuo figlio Nicola, ma nel disco c'è anche, partecipa con la sua voce Vanni Ungrisi. Chi è Vanni Ungrisi? Vanni Ungrisi l'ho detto prima, no, non l'ho detto prima, Non l'hai l'ho detto. nominato prima, mio nonno Giovanni. Giovanni Ragno, no? Giovanni Ragno, sì. Cosa hai trovato tu di importante e di prezioso Ho nei cassetti trovato di casa? nei cassetti di casa, ho trovato questa musicassetta, quella con il nastro degli anni 70, 80 forse, sì. e dove c'era questa voce di mio nonno, e quindi ho detto questa la devo mettere nel disco, e quindi il disco, la traccia numero 1 parte con la voce di mio nonno che recita questa filastrocca, e poi i ricordi ci portano a lui, perché lui era Scacciuni, grande ballerino, e quindi anche lui insomma ha fatto parte non di vi dico questa altro. tradizione familiare. Ok. Andiamo adesso all'ultimo brano, perché Sì, ovviamente io i chiuderei concerti questo poi momento causano, e sì. poi lascio il palco agli amici di Sarva la Pezza. Perfetto. Chiuderei questo momento con un valzerino, che è l'unico valzer del disco. Dice: cosa c'entra con il ballo dello Scaccioni? C'entra perché anticamente, quando la maschera andava da paese in paese, perché si spostava, andava a Pace del Mela, San Filippo Milazzo, durante il tragitto mio nonno mi raccontava che ogni tanto si fermavano, si concedevano il valzerino, e il valzerino non è altro che i valzer cosiddetto da barbiere, che si suonavano nelle barberie, e si intitola Antoscritto di Don Carro, che è una viuzza che si trova accanto adiacente alla mia abitazione, ed era lo possiamo dire, il gabinetto di Cattafi. Andavano tutti a fare i bisogni lì. E allora ascoltiamo anche questo valzer. Okay. Marco, ce lo puoi mettere un tamburello? Lo puoi mettere? Thank you.
e questi non li sono Che mai. regalo però, che regalo che ci hanno fatto. Ok. Noi abbiamo finito in realtà, Sì, ma la musica pure io. continua. Ok. E allora, Inviterei Valentina. il gruppo Salva la Pezza. sul Esatto, palco. loro si posizioneranno sul palco. Noi intanto salutiamo e ringraziamo il nostro tutti. pubblico, infatti. Adesso dovete attendere ovviamente qualche minuto affinché i musicisti riescano a posizionarsi sul palco, quindi tempi tecnici, ecco, per cambiare nuovamente il palco, perché questa sera, come abbiamo detto più volte, gli amici di Giovanni sono tanti, ogni Esatto. volta ci sono dei tempi tecnici da rispettare, giustamente. Nuovi strumenti, nuovi gruppi, nuovi assetti, ma assolutamente belli e importanti. Allora, noi vi diciamo davvero grazie da parte nostra, ci siamo divertite tantissimo. Assolutamente, è stata una Valentina. serata molto bella e vi ringraziamo davvero di averci accompagnato in questo viaggio. Grazie a Giovanni. Grazie e a voi. Sighi, Grazie a Mazzoli voi. di Viole. Un abbraccio. Arrivederci. Ok, ci zittiamo i microfoni 2 minuti, il tempo di cambiare la scena. Vai con le mani, a tempo di musica, dai, voglio sentire le mani. Tutti, anche quelli seduti, anche quelli in fondo, dai con le mani. Lume paesi è terra sconsacrata, non è più tempo di racina zuccherata, e l'hanno fatto è peggio di licani, come le vedi ci si bagnano sopani, e più di turchi e di saracini, hanno la faccia di un viso, salva la pezza se bello portoso, salva la pezza se bello portoso, vai con le mani, dai! Ali di un che sta passando a china, che non ti vorrà e la bocca sempre piena, c'è con l'Italia, ne sta facendo una festa, senza la grozza acuta città mai non resta. Savi sti pedi, i fermi la testa, che va a barbari, avanti all'ultignoso, salva la pezza se bene lo bordoso, salva la pezza se bene lo bordoso. E scorda sempre che anche i ducati umani e 40 anni nel votare le bolloni e t'hanno dato lo sangue e la catena e chi io bene vedo solo di Lagliana. Se Garibaldi tornasse alla marina, quanto Vicciotti tutti hanno moroto, salva la pezza se bello bordoso, salva la pezza se bello bordoso. Lo voglio bene, per vita al rispetto, ma non mi scordo ciò che tu m'ha fatto, li carta aperti sempre l'hai tenuto, se c'ha dolero che ti è falluto. Salva la pezza se bello bordoso, salva la pezza se bello bordoso. Hey! Vai con le mani, dai, vai con le mani. Forza che non le vediamo. E cantate insieme a noi il ritornello, salva la pezza se bene lo bordoso. Vai, salva la pezza se bene lo bordoso, salva la pezza se bene lo bordoso, salva la pezza se bene lo bordoso, salva la pezza se bene lo bordoso. Hey!
Vai con l'applauso per questa bellissima manifestazione. Un augurio a Giovanni e un ringraziamento perché ci ha voluto qua stasera. Io l'ho conosciuto con il gruppo dei Gabonari che venivano a suonare qua per la festa di Carnevale, insieme ad Ugo Venuti che era un leader del nostro gruppo. Un applauso, grazie. Ugo, stasera cantiamo anche per te. Dopo 2 anni di pandemia è bello vedere questa gente perché siamo stati fermi e abbiamo bisogno del vostro calore. Adesso continuiamo con un altro pezzo che è un pezzo realmente accaduto, nel senso quello che cantiamo è realmente accaduto. La buonanima di mio padre, come tanta gente che c'è qua stasera, amava coltivare la terra e purtroppo, come si dice, coltiva, però a momenti cogliere, passano l'oce e ricogliono tutte cose. Mio padre, poverazzo, ce lo sto male da volta, perché aveva di belle sponzi cavolo ciuri. È stata una delle prime canzoni che noi abbiamo portato in giro e la vogliamo portare qua perché è un pezzo di noi, è un pezzo che abbiamo scritto insieme a Ugo e stasera con molto piacere ve lo facciamo ascoltare. Mufutteru u cavolo ciuri. Vai con le mani, vai! U cavolo ciuri mi puttero, cavolo ciuri mi pigliaro, e a me sti campo tutti che passava canto mi la sta. U cavolo ciuri mi puttero, cavolo ciuri mi pigliaro, e a me sti campo tutti che passava canto mi la sta. U cavolo ciuri mi puttero, cavolo ciuri mi pigliaro, e a me sti campo tutti che passava canto mi la sta. U cavolo ciuri mi puttero, cavolo ciuri mi pigliaro, e a me sti campo tutti che passava canto mi la sta. Vai con le mani, vai! Nada come sempre io venuti salvagliari, e quindi così con la cosa roba vai a mi vedere, si porto a mangiare e pure agli adini, insieme alle cunicchie e pure i portini. Un cavolo solo mi puttero, cavolo solo mi pigliaro, e a me sti campo tutti che pensa vacanze via sta. Cavolo solo mi puttero, cavolo solo mi pigliaro, e a me sti campo tutti che pensa vacanze via sta. La scalona, la manestra e coro di patati, ma con previdenza e con tanto amore, prime mezze sponzi di cavolo su, un cavolo solo mi puttero, cavolo solo mi pigliaro, e a me sti campo tutti che avanza vacanze mi la sta. Cavolo solo mi puttero, cavolo solo mi pigliaro, e a me sti campo tutti che avanza vacanze mi la sta. Queste belle donzelle se vogliono danzare la pista è libera. Sponzi cavolo solo l'anno quattro non moloni, e qui mi sono colpi non si vuole pantaloni, cavolo soleria di scifallo con le mani, decido un mennicino e sto coglio l'uomo, ma cavolo solo mi puttaro, cavolo solo mi pigliaro, e a me sti campo tutti che passa vacanze mi la sta. Cavolo solo mi puttaro, cavolo solo mi pigliaro, e a me sti campo tutti che passa vacanze mi la sta. Vai con le mani, vai! Alle 7 di mattina con la buzza da sacchetta e fatto la campagna ma una sorpresa mi aspetta. Scinno tu la macchina lungo e tu vai a pigliare e per stare a soletta io comincio a camminare. Un cavolo solo mi puttero, cavolo solo mi pigliaro, e a me sti campo tutti che pensa vacanze mi la sta. Cavolo solo mi puttero, cavolo solo mi pigliaro, e a me sti campo tutti che pensa vacanze mi la sta. Un applauso per queste donzelle, dai! Ruato un cavolo costuiato stai con un trasto cavolo solo si pigliare via e poi mi lasciaro tutto fuori io sono dispiacere così grande ma ne sento modo e caduta pratica un cavolo solo mi puttero cavolo solo mi pigliaro e a me sti campo tutti che passa vacanze mi lasciaro cavolo solo mi puttero cavolo solo mi pigliaro e a me sti campo tutti che passa vacanze mi lasciaro.
mangiare e a chi di questo pigliaro un male ce va a fare. Ma no! E soggiamenti stomaco sempre annami! Cavolo solo mi potero, cavolo solo mi pigliaro e mi si campo tutti che passa vacanze mi la sta. Cavolo solo mi potero, cavolo solo mi pigliaro e mi si campo tutti che passa vacanze mi la sta. Grazie! E adesso diamo tempo al fisarmonicista di prendere l'organetto. E si è stancato, si è stancato. A suo tempo era una cosa morbida, poi sua mamma sbagliò, ma là si scincivo e dovuto un organetto. E cosa che succede? Signori, noi con questa ultima tarantella vi ringraziamo per il vostro calore, per il vostro affetto, ne avevamo bisogno e se vi siamo piaciuti fatecelo un applauso. Perché noi viviamo di questo. Più forte, più forte, più forte, più forte. Un grazie a Giovanni Ragno che ci ha voluti qua stasera, per noi è stato un onore e un piacere. Grazie. Tarantella finale per voi e balliamo, dai! Dai con le mani, dai! Ciao Raio, in cantare un palestico, ciao la due, ciao Raio. Qui sta cantata e l'acqua sta bottiglia, ma non mi posso vigna, mi la voglio maritare, mi la voglio maritare, mi la voglio maritare, intanto mi posso vigna, mi la voglio maritare. Ci metto lo stoppaggio! Dai con le mani, dai, dai!
grazie per quella bellissima serata, grazie a Giovanni e che dire, speriamo di rivedersi presto sempre in allegria, perché è quello che ci manca. Ciao e grazie a tutti, ciao! Continuazione di serata, ciao! Rosa rossa colorata che in talon si interessa. C'è la rosa buttonata che a tutti dona una vita, che da tutti è cercata, che a vorrivano pezzita. Rosa notte sotto luna, tutti quanti amore d'una. Rosa rossa senza spina che scompare da mattina. C'è la rosolì da un ciuri con il cuore indolorato. Rosa rossa come amore, chi amore mai ha trovato. Fresca come l'acqua e mare, mezza luce in testa. Con lavori ciauriari, ferma e dopo se ne va. C'è una rosa senza spina che cresce un tano sentiero, tutta per rubetti fina, ciapacioni e mutatere. Rosa verde e rosa maggio, non è tempo più aspettare. Io mi piglio di coraggio e te vengo a sceppare. Rosa verde e rosa maggio, non è tempo più aspettare. Io mi piglio di coraggio e te vengo a sceppare. Questa canzone vogliamo cantarla stasera, forse è la prima volta che ci chiedete di eseguirla dopo averla registrata. Vogliamo ricordare un caro amico che è venuto a mancare e che è stato anche un interprete molto importante di questa nostra manifestazione, ci ha aiutato tantissimo in passato, è venuto a mancare da pochissimo tempo e vogliamo averlo qui con noi comunque stasera. Vorrei anche dire il cognome, che è Venuti, ma mi piace ricordarlo solo con il nome che conosciamo tutti, è Ugo.
e crede per chi il mondo e ne guardate nessuno e crede pure che lo mare è tutto acqua senza sali e crede ancora che l'amore è solo fatto rose e ciure e crede pure che la gente se chiami aiuta ancora se ai bambinappo te concia beja di già scappa ai bambino non c'è di chiaro che ma sono ai bambino a musica è sempre stessa cancia suonata e suonatura adesso malata. Che bacino visuale e credo pure che allo cielo balalo sia cogoli ali te lo conterò il tutto fidi che un mondo diventò e più sano che povero e ricco bianco e nero sono frate se danno la mano ai bambinappa dopo già beja di già scappa ai bambinino non c'è pigliare code bella tarantella, come è bella sta tarantella. Bella tarantella, balla Peppi, a piede in terra senza gli scappi. Bella tarantella, come è bella sta tarantella. Balla tarantella, come è bella sta tarantella. Quando mi parla mi faccia pampa, è un cuore temporale che non scampa. Quando mi parla
fai acqua e bottiglia. Voglio dare, e tu mi chiami per te, io per te ma voglio fare, e tu mi chiami amore, io mio amore non può tu che mi esili acqua dei sorgenti, sempre con la fresca, trasparente, e come l'acqua scende e bacia a mari, a questa donna mia, più bello e tia non si può fare. E tu mi chiami cuore, io mi cuore non voglio fare, e tu mi chiami per te, io per te ma voglio fare, e tu mi chiami amore, io mio amore non può Visto che l'ora è tarda e ancora c'è un altro gruppo di amici che si deve esibire dopo di noi, vi salutiamo con un'ultima canzone, ringraziandovi per essere stati qui stasera così numerosi. Vi presento velocemente il gruppo, i ragazzi che hanno suonato qui per voi stasera: Marcello Ulfo al violino, Luciatina Mannino al flauto traverso, Gemino Calà con la zampogna che ascolteremo fra poco, Pasquale Manna alla fisarmonica, Marco Mollino ai tamburelli, Giovanni Ragno, Friscaletti, Bellezza, vai Giovanni, e clarinetto, e anche se non è più Natale, la nostra Stella Cometa Saba. Grazie. Chitarra e voce il nostro Pietro Mendolino. Vai Pietro.
bene mi vuoi, se mi cadrà se bene mi vuoi. Io non ci si muore non mai, io non ci si muore non mai, se non mi vedi con, se non mi vedi con, se non mi vedi con il bracciatoi, 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 se non mi vedi con il bracciatoi. Grandissimo Gemino Calà, grande Gemino. Adesso sale il gruppo Sola Sicilia e poi non andate via perché chiuderemo con la canzone Scacciuni di Siché, Giorgio Trifilò. Grazie a tutte le damigelle che sono rimaste fino alla fine. Bravissimi, chiuderanno con l'ultimo pezzo e poi sale Giorgio e chiudiamo la serata, finalmente.
Grazie e una buona serata a tutti. Grazie a Giovanni per l'invito. Allora, io sono Giorgio. Niente, io volevo ringraziare Giovanni per questo momento e volevo dire che sono molto orgoglioso di lui perché ha realizzato un sogno, quello di creare questo disco. E niente, adesso faremo due brani a cui ci tengo tanto. Sono brani che racchiudono un contesto molto importante della mia vita in questo paese, cioè Cattafi. Il primo brano che ascolterete si chiama Mi manchi tu.
Ora ti penso, ogni tanto ti canto e ti saluto, ti m'annunziori e ti rido in talocchi e non saccio se sei contento o scontento, ma va di sempre. E no, che non c'è bisogno se mangesco di, ma non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Sogno sugli occhi. Occhi di atto selvaggio, lacrime senza coraggio, ma ora parmi una picchetia e io usaggio, pigliai una malattia e mangio picca, non dormo più e paro viato, mi manca usciato. Parpiato, mi manco usciato, mi manchi tu, ma non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Sogno sugli occhi. De balla come una riddu culo, corichini zitto te accende venette ballerine con calore con ducono per capello.
con dame e cavalieri, dalla ronda di Lamuri non si sconto sono seri, dannato per scacciare i nemici per me, da fioraia diligenti. Chi te con Marzolini giuri di va a salutare, carusi Marzoli e femmini schetti e maritati. Chi te con Marzolini giuri di va a salutare, carusi Marzoli e femmini schetti e maritati. Scaccioni continuo, son steri, con un'arpa a mezze mani, con l'inarso un tocappetto e con una voglia di ballare che si tira, bucanna luari. Grazie a tutti, buonanotte. Volevo ringraziare Nino Milia e Giovanni Ragno, lo volevo più che ringraziare perché abbiamo fatto un percorso bellissimo all'interno della musica, quindi, e poi insieme anche al grande maestro il professore Mirabile, e Alessandra Tornetto, che ci tenevo a farlo salire sul palco, però non c'erano fisarmoniche, purtroppo non ti ho chiamato Sandro perché Marco e Marco. Va bene, grazie a tutti, buona serata. Scusate, io dovevo ringraziare tantissime, ma proprio tantissime persone, perché mi hanno aiutato tante persone, però non ringrazio nessuno proprio per non dimenticare qualcuno. Cioè, capito? E quindi bisogna stare attenti. Io veramente tantissime persone mi hanno aiutato, e quindi grazie a tutti, e in questo includo tutti. Dico solo grazie al comune di San Filippo del Mela e all'associazione Maschera e a tutti, proprio tutti. Buonanotte.